Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'Academy ITS Turismo del Veneto. Anche in questa occasione Fondazione Nord-Est è particolarmente lieta di ospitare questo Open Day per l'importanza che dal nostro punto di vista riveste questo tipo di formazione rispetto alla capacità competitiva del nostro territorio. È una formazione che trova sicuramente l'interesse del mondo delle imprese, ma soprattutto mette a disposizione dei ragazzi delle competenze utili non solo per il mondo del lavoro, ma anche per la possibilità di nuova linfa imprenditoriale per questo territorio. Il settore del turismo in questo momento sicuramente è un settore che sta soffrendo, ma che, come abbiamo sentito e penso sentiremo anche oggi, sta cercando nuove prospettive, nuove modalità di rapportarsi con la propria clientela. Quindi è un settore che non si è fermato e che sta sicuramente mostrando una capacità di reazione. E vi lascio ovviamente alla presentazione dell'ITS Turismo da parte del presidente e del direttore dell'ITS e sono felice ancora una volta di ospitarvi. Buon lavoro a tutti e buon pomeriggio. Allora, io approfitto per ringraziare Silvia sempre per l'ospitalità che ci dà in queste occasioni, è un sistema che sta funzionando molto bene. A me il compito prevalentemente di portarvi il saluto della Fondazione Academy TS Turismo Veneto. Qui con noi oggi abbiamo il mio direttore Enrica Scopel che poi entrerà più sulle questioni di natura tecnica. Abbiamo anche un ospite che oltre che personalmente un amico, un collega, Federico Capraro, che nella sua veste duplice sia di presidente ma anche di imprenditore del settore. E ovviamente due testimonial importanti, una è Federica, già diplomata, occupata in un settore diciamo strategico, e il nostro corsista Andrea Fantuzzo che poi anche lui ci darà una sua testimonianza. A me soltanto questo compito e un messaggio che credo che sia importante dare a chi si approccia per la prima volta a questo settore che in questo momento diciamo versa in una fase un po' critica, un po' difficile se vogliamo, ma indubbiamente anche di grande cambiamento. Ed è qui, secondo me, che si aprono le nuove opportunità. In tutti, diciamo, le fasi storiche, certo non ne abbiamo di precedenti come questa, ma in ogni momento di grande crisi ne nascono tutta una serie di opportunità e queste opportunità nel settore nostro ci stanno costringendo anche a fare delle scelte decisamente innovative, sia in termini di organizzazione interna, sia in termini di prodotto. Indubbiamente sia per il settore legato al food, che in questo momento vede nascere delle nuove formule legate al delivery, al take away, che possono essere anche formule che possono dare delle opportunità interessanti da qui al futuro, ma anche lo stesso sistema dell'accoglienza legata quindi all'hospitality diciamo, è completamente cambiato. Possiamo usare questo termine, oggi molte cose non potremo più farle come prima, ma indubbiamente alcune cose le faremo anche meglio di prima. Questa appunto è stata l'occasione, se vogliamo, ne avremmo forse un po' voluto fare a meno come imprenditori, però vi dico è anche l'occasione per ripensare, riprogettare e anche rendere più efficienti evidentemente alcuni servizi. Quindi io credo che da questo momento indubbiamente critico e difficile del comparto, però la fondazione abbia oltre che una responsabilità anch'essa una grande opportunità, cioè quella di formare in breve tempo e avere questa capacità di farlo delle nuove figure professionali dinamiche che potranno dare sicuramente un grande aiuto e potranno costituire quindi delle grandi opportunità per le aziende che si rimettono sul mercato nel momento in cui il mercato ricomincerà, e sono certo ricomincerà tra non molto, su questo penso che siamo tutti concordi, anche gli operatori di settore, ma costituirà anche una nuova e importante opportunità per tutti i ragazzi che oggi sono collegati, che penseranno di fare una scelta di questo tipo e che mi sento assolutamente di consigliare, visto insomma il background che abbiamo, non siamo più dei novelli, abbiamo fatto un percorso in questi anni di grande successo e vogliamo continuare a farlo e farlo anche insieme soprattutto ai ragazzi, ai giovani che si avvicinano al nostro settore. Quindi non tolgo altro tempo all'appuntamento di oggi, auguro a tutti un buon lavoro e in bocca al lupo a tutti quanti. Grazie.
Grazie Presidente, grazie Silvia Oliva per l'ospitalità di Fondest. A me invece il compito di dare formazioni alla fondazione, ai suoi corsi e poi ovviamente di dare la parola ai nostri ospiti. ITS Academy Turismo Veneto è una delle 104 fondazioni che in Italia si occupano della formazione post diploma. Vuol dire che c'è questa opportunità, chi si diploma nel nostro paese, di proseguire negli studi, nello specifico con la nostra fondazione nell'ambito del turismo. Ecco, la nostra fondazione è la prima in Italia per il settore turistico, sia per quanto riguarda l'occupazione, noi abbiamo dei tassi di occupazione altissimi dei nostri diplomati, sia per la innovazione della figura professionale. Il valore deriva dal fatto che noi progettiamo insieme alle aziende, con le aziende, per le aziende, dei percorsi formativi assolutamente adeguati alla richiesta che le aziende e il mercato ci fanno. Per questo motivo oggi abbiamo con noi un'azienda, quindi un rappresentante di un'azienda che è un imprenditore in primis, ma è anche un rappresentante di associazione di categoria. E poi abbiamo, a testimonianza del valore e come dire, del match corretto, una persona che si è diplomata e sta lavorando nel settore, e poi anche qualcuno che sta ancora facendo i nostri corsi, quindi con noi abbiamo rispettivamente Federico Capraro, Federica Smerghetto e Andrea Fattuto. Ci racconteranno un po' dal dentro quella che è la Fondazione ITS Turismo e testimonieranno appunto il valore di cui vi parlavo. Considerate che l'80% dei nostri docenti, quindi della nostra faculty, proviene dal mondo del lavoro. Questo sta a significare il grande, come dire, ancora una volta valore che può rappresentare un percorso formativo come questo. Ecco, io direi che prima di iniziare vi lancio un video così vedete un po' di numeri non solo del turismo ma anche della nostra fondazione e poi entro nel merito dei nostri percorsi formativi così vi potete fare un'idea di quelli che sono i nostri prodotti per voi. Eccoci di nuovo collegati. Io adesso con l'aiuto della grafica vi illustro quelli che sono i percorsi che potete trovare all'interno della nostra Academy facendo una considerazione di base. Questi sono percorsi voluti dal Ministero dell'Istruzione, creati proprio dal Ministero dell'Istruzione insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, finanziati appunto dal Ministero, ma finanziati anche da Regione Veneto, che crede tantissimo in queste fondazioni ITS. In Veneto ci sono 7 fondazioni di 7 settori merceologici diversi e quindi abbiamo questo grande supporto da parte di Regione Veneto e poi finanziati dai soci perché la nostra rimane una fondazione privata. L'altra highlight importante è che la formula didattica è assolutamente innovativa. Noi prevediamo una didattica non soltanto frontale,
ma soprattutto interattiva all'interno, per esempio, delle aziende, inserita all'interno di viaggi studio in Italia e all'estero, e prevediamo delle attività di stage, i cosiddetti tirocini curriculari, che prevediamo anche all'estero. Ecco, i nostri tirocini curriculari fatti all'estero vengono fatti in programma Erasmus Plus, e di questo vi parlerò tra poco. Vediamo quelli che sono i nostri percorsi formativi. Noi abbiamo 3 tipi di percorsi: Hospitality Management, Restaurant Business Management e Tourism 4.0. Il primo lo trovate nelle sedi di Jesolo, in provincia di Venezia, Asiago, in provincia di Vicenza, e Bardolino, in provincia di Verona, sul lago di Garda. Eccolo qua. Tocca tutti gli ambiti dell'hospitality, vuol dire non soltanto l'accoglienza di tipo alberghiero ed extra alberghiero, ma anche tutto il mondo del travel, quindi dei vettori aerei e croceristici, ma anche dei porti, degli aeroporti. Le lezioni, per esempio, vengono sviluppate all'interno di queste realtà aziendali. E poi va a toccare tutto il mondo dell'intermediazione, quindi della vendita, agenzie di viaggio online, e anche tutto il mondo del tour operating, fino ad arrivare alla destinazione, con le attività legate al destination management e al destination marketing, senza parlare di tutte quelle unità formative trasversali legate al marketing, alla comunicazione, al web marketing e a tutta la parte di accounting. Quindi è un corso completo per avere una panoramica su tutto quello che può essere l'offerta turistica in Italia e all'estero. Il corso Hospitality Management, vi dicevo, si trova nelle sedi di Jesolo e di Bardolino. La sede di Asiago, eccola qui in verde, è particolare perché in questo corso diciamo che si sviluppano molto di più le tematiche legate allo sport, all'outdoor e al turismo degli eventi collegati a questi 2 ambiti, sport e outdooring. Quindi è un corso di hospitality che però è calato su destinazioni e aziende alpine, montane e molto collegate all'ambiente sportivo. Il secondo percorso è il Tourism 4.0, eccolo qui, è un hospitality management che dal tradizionale passa al mondo della tecnologia. Vuol dire che qui parliamo sì di realtà digitale, ma parliamo sempre di più dell'uso dei dati e delle nuove forme tecnologiche che possiamo applicare al turismo. Parliamo di realtà virtuale, di realtà aumentata, di realtà immersiva. Quindi qui tutto quello che è il mondo delle aziende e delle destinazioni turistiche ha come fil rouge la tecnologia e il mondo digital. Digital, ovviamente, intendo per digital tutto quello che è web e social media. Quindi un hospitality spinto verso appunto il 4.0. Il terzo percorso, è il nostro percorso in rosso, eccolo qui, è il corso Restaurant Business Management. È un corso di Food and Beverage Management molto spinto in ambito di comunicazione e vendita, dedicato a chi ha la passione del food, a chi ha la passione del wine, a chi ha la passione della territorialità, dell'offerta enogastronomica e vuole trovare un'occupazione che non è meramente all'interno di un ristorante, ma può essere all'interno della ristorazione di catena, della ristorazione d'albergo, di cantine e produttori agroalimentari che sempre di più ricercano figure preparate dal punto di vista dell'accounting, del marketing, della comunicazione, che conoscano le lingue e che siano in grado di vendere un prodotto che è sempre legato a un territorio. Ecco, questo è un corso che noi abbiamo nelle sedi di Villorba, in provincia di Treviso, e di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Ecco, questi sono un po' i nostri percorsi di offerta che trovate ben spiegati nel sito itsturismo.it. Collegati ai percorsi, come vi dicevo all'inizio, ci sono i viaggi studio all'estero, in Italia e all'estero,
sono finalizzati all'arricchimento, dal punto di vista proprio della fruizione, all'arricchimento di tutte le unità formative che sviluppiamo all'interno delle aule o delle aziende. Questi permettono un contatto diretto con destinazioni e aziende straniere, ma anche con nostri omologhi stranieri, quindi con ITS che operano in territori fuori dall'Italia e che ovviamente hanno un loro rosa di aziende che mettono anche a nostra disposizione. Un altro elemento strategico della formazione sono gli eventi. Gli eventi di settore in Italia e all'estero sono sempre un momento formativo importante, ma sono un momento formativo anche perché non solo noi entriamo in eventi come fruitori, ma a volte come relatori, e a volte gli eventi li creiamo noi. E quindi diciamo che è una vera scuola del fare, l'ITS. L'ultimo punto che tocco e che vorrei sottolineare perché è particolarmente caro a tutti noi è l'Erasmus. Un Erasmus che è un tirocinio, quindi un percorso fatto all'interno di aziende straniere in programma Erasmus Plus, vuol dire che c'è una borsa che viene fornita dalla fondazione e dal programma Erasmus a copertura di questo tirocinio fatto all'estero. Quindi il valore qui dello stage si impenna. Come sintesi dell'offerta formativa, in modo che possiate avere anche delle informazioni precise su quanto dura, quanto costa, dove si fa, ecco qua. Il percorso ha una durata biennale, in realtà sono 4 mesi in aula e 2 mesi e mezzo all'interno dell'azienda. Quindi una formazione che vi dicevo essere più o meno 60% diciamo lezione frontale in azienda, viaggio studio e 40% tirocinio curriculare. La frequenza è obbligatoria perché il corso è un corso finanziato. Quindi a fronte di un valore di mercato di questo corso che è di 9.400 e rotti euro, i corsisti pagano, lo trovate alla fine, 500 euro il primo anno e 500 euro il secondo anno, con il rischio di vedersi rimborsare, cioè ritornare i 500 euro del secondo anno se sono particolarmente bravi, perché le borse di studio da parte delle aziende, da parte della fondazione, ci sono ogni anno a copertura dei costi di iscrizione dei più meritevoli. È questo il motivo per cui la frequenza è obbligatoria, perché il numero è chiuso, c'è un test di selezione all'ingresso di questo percorso, il che vuol dire che noi selezioniamo 20 o 25, dipende dal percorso, migliori candidati per frequentare questo percorso che è assolutamente importante, immersivo, intenso. Questo è il motivo per cui la frequenza è obbligatoria, per cui esistono delle prove intermedie e per cui c'è anche questo riconoscimento di borsa di studio per chi è particolarmente bravo. Volevo dirvi che se avete delle domande da fare, le potete fare in chat, perché in tempo reale praticamente dalla regia vi rispondono. Poi se avete invece delle domande un po' più particolareggiate per i nostri ospiti, ce lo fate sapere, noi gliele anticipiamo poi attraverso la nostra chat di conversazione. Ecco, in queste settimane di chiusura totale di tutti gli ambienti di frequentazione, la nostra fondazione non si è fermata. Noi abbiamo continuato a fare lezioni a distanza, quindi abbiamo messo in piedi tutta la modalità online e in questo senso volevamo così regalarvi il prodotto del lavoro di un nostro corsista di Bardolino, del corso Hospitality Management di Bardolino, che così ha dato parola a questo momento di formazione online con un video leggero ma che molto rappresentativo del momento. Grazie alla regia.
Eccoci, siamo ritornati in diretta. Questo era anche un momento così per alleggerire questa presentazione che, seppur rapida, vuole essere così un momento di illustrazione abbastanza esaustivo del nostro mondo, e quindi a tal proposito adesso vi presento uno degli attori principali della nostra fondazione, cioè le aziende da un lato e anche le associazioni di categoria dall'altro. Abbiamo con noi un ospite che è Federico Capraro, che oltre a essere un imprenditore, ma ora si presenterà lui, è anche il presidente di Ascom Treviso. Grazie Federico per il tuo intervento ITS Turismo Veneto. Grazie, mi alzo in piedi pur mantenendo corretta l'inquadratura, spero, perché così farei se fossi insieme a voi attorno a un tavolo. In realtà è insomma, sentiamo la mancanza di questo contatto, anche se le soluzioni che abbiamo ci permettono di stare ugualmente vicino. Il mio ringraziamento va al direttore e al presidente di ITS Academy, ma in realtà è un ringraziamento non solo per l'invito, ma per il lavoro che state facendo, e questo ce lo diciamo spero abbastanza spesso e ormai da tanti anni, perlomeno per quello che mi riguarda dal primo anno, perché ogni anno ho avuto la possibilità di ospitare qualcuno di quelli che io chiamo i ragazzi dell'ITS Academy, e è una esperienza quella che vi porto, che è un'esperienza di un imprenditore, albergatore, quindi il settore turismo, ma vi porto anche, lasciatemi questa piccola parentesi, anche un contributo in qualità di presidente di Confcommercio Treviso, che è sostenitore di ITS Academy. Ecco, il sostegno che Confcommercio Treviso dà a una realtà come questa, non fatemi passare per gretto materialista, ma voglio darvi la lettura chiara. Noi guardiamo al futuro, guardiamo ai giovani, guardiamo alle prospettive, abbiamo al nostro interno, abbiamo nel nostro DNA questa sensibilità. Ma guardate che Confcommercio Treviso, come le altre associazioni, partecipa e sostiene ITS per l'interesse che hanno le aziende. Per cui è vero che abbiamo interesse per i nostri giovani, ma il primo nostro interesse è fare gli interessi delle nostre imprese. E lo facciamo proprio perché già da un po' di tempo è in corso una inversione della polarità, che questa emergenza che abbiamo ha enormemente accelerato. Questa semplice modalità di incontro è una modalità alla quale avremmo potuto pensare anche in tempi non sospetti, ma oggi diventa la nuova quotidianità. Ecco, in realtà questa emergenza ha accelerato tutta una serie di processi e ha accelerato anche questo. Perché? Perché se voi pensate che questa formula di partecipazione delle imprese ai ITS Academy sia perché le imprese danno una possibilità, un'opportunità ai nostri giovani, io vi dico sì, era così. In parte è anche così perché credo che un imprenditore debba guardare anche a ciò che sta attorno, ma in realtà l'opportunità è quella che le imprese hanno grazie a questi percorsi di formazione, perché le imprese hanno la possibilità di conoscere, di portare in casa per un periodo di tempo che sembra breve ma è sufficiente per conoscersi, per fare esperienza, delle competenze che le aziende non hanno. Quindi diamo il giusto peso alle cose e chiamiamo le cose per il loro corretto nome. Ecco perché io parlo di inversione di polarità, perché non sono le imprese che offrono opportunità ai giovani, sono i giovani che offrono un'opportunità alle imprese. E lo dico perché oggi, ripeto, in una situazione che è sicuramente particolare, ma di fatto è ciò che sarebbe stato comunque in futuro, semplicemente ce lo siamo trovati in maniera così improvvisa davanti e quindi siamo impreparati a questo, ma questo è il futuro che si è velocemente avvicinato. In realtà ciò che le nostre imprese del nostro settore, alberghi, ristoranti, stavano e stanno ora cercando ancora di più, sono delle competenze relazionali e digitali
che all'interno delle nostre imprese non ci sono. E queste competenze relazionali e digitali con questa situazione sono un unicum, cioè la modalità di fare relazione attraverso il digitale, che è tutto un altro mondo rispetto a quello a cui noi siamo abituati. Quindi avviene uno scambio. Noi siamo in grado di offrire a chi viene nelle nostre imprese la conoscenza, la competenza del servizio, della tradizione, dell'ospitalità. Questo è il nostro background, ma lo scambiamo e lo scambiamo alla pari con i giovani che portano nelle nostre imprese in realtà queste conoscenze digitali e relazionali. Lo dico perché oggi realtà molto, ripeto, tradizionali, come un albergo che da sempre è esistito, come un ristorante che da sempre è esistito, oggi sono chiamati ad avere delle conoscenze promo-commerciali, perché ciò che è forma diventa anche nel nostro mondo sostanza, e quindi la necessità di farsi conoscere, far parlare di sé, capire come relazionarsi in un contesto completamente nuovo, con un'esperienza che inizia molto prima di quando il nostro ospite entra nel nostro albergo o entra nel nostro ristorante. Ecco, io credo che per valorizzare ciò che noi abbiamo al nostro interno, ciò che abbiamo attorno a noi, le eccellenze del nostro territorio, servono competenze nuove, perché servono appunto competenze che ci portano su canali nuovi. Dico questo perché questa è l'esigenza che vi confesso avere come imprenditore, vi confesso avere come albergatore, quindi un particolare imprenditore di una specifica area, quella dell'ospitalità, e che vi confesso avere anche come presidente di una categoria che sta facendo certo passi da gigante in questo senso, ma che ha bisogno di essere accompagnato in questo nuovo mondo. Da chi? Da chi conosce la lingua, da chi conosce il linguaggio, da chi conosce gli strumenti, da chi conosce questo nuovo modo di relazionarsi. Ecco, chiudo per dire questo, che i requisiti che le imprese del nostro settore richiedono a questi giovani sono quei requisiti che l'ITS e i giovani dell'ITS hanno al loro interno, hanno nel loro DNA. Perché? Perché la formazione che ricevono e perché anche l'attitudine che hanno e che affinano in questo percorso è il requisito che serve oggi alle imprese. Lo dico perché non vorrei che questo contributo passasse come una, ripeto, come una motivazione che un imprenditore cerca di creare nei giovani per invogliarli a entrare nel nostro mondo. No, questa è la motivazione che noi imprese abbiamo nell'ospitarvi, nel chiedervi contribuite allo sviluppo del turismo della nostra regione, del nostro paese, che ha delle prospettive straordinarie e che ha bisogno delle vostre competenze. Per cui io vi ringrazio per quello che state facendo e sono il primo a ringraziarvi nel momento in cui busserete anche alle porte delle nostre aziende, del nostro territorio, perché avervi anche finalmente a Treviso per noi è motivo di grande orgoglio. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie, grazie a te Federico per la testimonianza e anche per l'incitazione, insomma, in un momento così complicato. Allora, io vi anticipo che mentre parlerò con i ragazzi usciranno sul monitor un paio di sondaggi a cui vi chiediamo, molto semplici, a cui vi chiediamo di rispondere e che i cui risultati vi presenterò poi alla fine. Ecco, io direi di introdurre subito i nostri due ospiti, i nostri giovani ospiti. Abbiamo con noi oggi Federica Smerghetto, diplomata Hospitality Management, a cui chiedo di presentarsi e a cui faccio già anche la prima domanda, cioè il motivo che ti ha spinto a scegliere ITS Academy Turismo Veneto. Buongiorno e buon pomeriggio a tutti e ringrazio la direttrice e il presidente per avermi contattata per questa testimonianza. Io appunto sono Federica, ho 22 anni e mi sono diplomata in Hospitality Management nella sede di Jesolo lo scorso giugno.
Ora, è periodo critico a parte che tutti conosciamo, lavoro da qualche tempo come organizzatrice di eventi e cooking class presso un'azienda che ha sede a Venezia. E per rispondere alla domanda della direttrice, ci tengo a fare una piccola premessa. Io prima di frequentare ITS non avevo ben preciso, non sapevo bene cosa fare della mia vita, ovviamente, ero e sono molto giovane, ma sapevo per certo che volevo fare del turismo il mio lavoro. Ho scelto quindi ITS perché era l'unico percorso in grado di darmi il valore aggiunto che cercavo, ovvero l'esperienza diretta. E grazie appunto ai 2 tirocini, uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno. E come seconda cosa, il contatto con molti professionisti del settore, che per lo più ho ritenuto sempre davvero molto disponibili a dare ottimi consigli anche oltre alle lezioni frontali. Quindi più che per il resto, per queste 2 principali motivazioni che sono secondo me fondamentali al giorno d'oggi. Come ultima cosa, la direttrice prima ha perfettamente racchiuso secondo me l'essenza di ITS in 3 parole, ovvero scuola del fare. E io penso veramente che queste 3 parole siano l'essenza il modo migliore per definire questa scuola, ecco. Grazie, grazie Federica, una bella testimonianza, molto chiaro anche il messaggio per chi ci ascolta. Allora rilancio su Andrea Fantuzzo, nostro corsista del corso Restaurant Business Management, ancora in corso tra l'altro, e chiedo anche a te Andrea di presentarti e di dirci quali sono i motivi che ti hanno fatto scegliere l'ITS Academy Turismo. Non riesco a sentire. Neanch'io. Forse Andrea hai il microfono staccato? Chiediamo alla regia se ci può aiutare ad accenderti il microfono. Allora, no, non sentiamo. Allora, sai cosa facciamo? Nell'attesa che ti si riattivi il microfono, faccio la seconda domanda, se non ti dispiace, mi fa il cavaliere, faccio la seconda domanda a Federica, perché in questo momento più che mai può essere d'aiuto per i nostri ascoltatori, per i ragazzi che si stanno approcciando a quello che può essere il loro futuro dopo il diploma. Qual è stata l'esperienza durante il percorso che hai fatto, che ti ha maggiormente segnato dal punto di vista proprio umano, lavorativo? Che cos'è che ti ha segnato di più nel tuo percorso ITS? Allora, non voglio risultare ripetitiva continuando a parlare dei tirocini, ma ricordo con felicità ed anche con orgoglio, se posso dire, il mio primo tirocinio in cui ho fatto parte dell'ufficio marketing ed eventi di un'azienda di Bibione. È stata per me un'esperienza, prima di tutto, formativa, in cui ho imparato un numero indecifrabile di cose, ed in cui ho toccato con mano una realtà che prima di quel momento mi era per lo più sconosciuta. Inoltre, come ultima cosa, ma di certo non meno importante, da questo tirocinio ho capito ciò che realmente voglio fare nella mia vita, o perlomeno quello che penso di voler fare. Sono rimasta a lavorare poi lì per quella stagione lavorativa ed anche per il successivo anno. Quindi ho terminato l'anno scorso la mia esperienza lavorativa lì. Molto bene. Andrea, vogliamo fare una prova audio? Sentite? Sì, Sentite? sì,
Sì. Oh, finalmente. Allora io ti Bene, ripresento, Andrea Fantuzzo, in corso Restaurant Business Management, che si presenta, prenditi il tuo tempo e dici anche, per così lo sentono tutti, perché hai scelto ITS Turismo Veneto. Allora, un saluto a tutti, io sono Andrea, ho 25 anni e vengo da Venezia, centro storico. Allora, faccio anche una premessa, nel senso che il mio percorso pregresso prima di ITS non è mai stato legato al turismo. Io ho fatto un liceo scientifico e quindi è stata una scelta completamente diversa. Perché dico questo? Perché secondo me nella vita bisogna un po' inseguire le passioni ed è quello che invito a fare anche chi ci sta ascoltando. Io dopo il liceo scientifico ero un po' confuso, non sapevo cosa fare, ho cominciato l'università ma l'ho abbandonata, un po' un momento di crisi che spesso attanaglia i giovani post diploma. E cosa ho deciso di fare? Mi sono avvicinato, ho seguito le mie passioni, mi sono avvicinato al mondo del vino. Ho intrapreso un percorso con l'Associazione Italiana Sommelier, che tra l'altro è partner ITS. Abbiamo appositamente un modulo intero sul vino, appunto tenuto dai massimi esperti e responsabili appunto dell'associazione qui in Veneto, nella provincia di Venezia. E poi siccome non mi sentivo soddisfatto nel lavorare in questa ditta di impianti, ho detto, senti, io devo cambiare, devo fare qualcosa che mi piace, e ho deciso di assecondare appunto le mie passioni. Un giorno ero in macchina e sento per radio, su Radio Peter Pan, che parlano di questi ITS, corsi particolari. Io stavo tornando a casa verso Venezia e Tronchetto, ho detto aspetta, guardo un attimo, vediamo su Facebook cosa sono, che corsi sono. Mi sono illuminati gli occhi quando ho visto Restaurant Business Management, ho detto cos'è questa cosa qua? Andiamo a vedere un po' quello che è il percorso, l'offerta che dà ITS. Sono rimasto sbalordito quando ho visto il percorso, le materie, i moduli, perché toccava un po' tutti quelli che erano i miei interessi, l'attenzione particolare al territorio, l'attenzione ai prodotti proprio anche sia cibo che vino, il fatto che i formatori fossero tutti quanti dei professionisti del settore e non un classico professore scolastico. Poi un po' anche la possibilità di fare laboratori didattici, uscite, imparare sul campo e soprattutto il tirocinio, assolutamente. Questo è quello che mi è interessato. Ecco, io sfido qualcuno a trovare un istituto che dia una formazione più completa di questa, che faccia toccare più aspetti contemporaneamente come fa la Fondazione ITS. Ecco. Grazie Andrea, una bellissima testimonianza molto chiara e stimolante, soprattutto l'invito a seguire le proprie passioni per fare della propria passione il proprio lavoro. Una cosa. Se non avete un background, lo dico a chi non ha un background nel turismo, non importa, cioè non siate impauriti. Se avete la passione, intraprendete questa strada con coraggio, buttatevi, tanto non avete niente da perdere alla fine. Se fate qualcosa che non vi piace, state solo perdendo tempo. Molto chiaro questo messaggio, preciso, grazie. Ti faccio anche la seconda domanda che ho già fatto a Federica, cioè qual è l'esperienza durante il percorso che ti ha colpito di più, ecco. Allora, qui devo dire un paio di cose, ecco, perché non posso esimermi dal farlo. Sono più le esperienze che mi hanno affascinato e che sono risultate significative per il mio percorso. Sicuramente il contatto con le aziende, i formatori è stato importantissimo. Soprattutto mi sono interessati i laboratori, ci sono dei moduli dei laboratori di autoimprenditorialità che noi facciamo in classe e che all'interno dei quali noi sviluppiamo delle idee dalla A alla Z, le portiamo dall'idea, dal concetto al prodotto finito, e questo serve molto secondo me al tempo d'oggi per stimolare un po' la creatività, buttare il cuore oltre l'ostacolo per risolvere veramente i problemi, non essere dei meri esecutori ma per portare poi valore all'interno delle aziende, ecco. E poi appunto il tirocinio, che almeno a me è piaciuto. Io sono di Venezia, come Federica ho avuto la possibilità io di fare il tirocinio in un catering di Venezia e devo dire che ti trovi un po' spaesato all'inizio perché comunque vieni proprio messo all'interno del mondo del lavoro,
però se hai seguito il corso prima, hai le chiavi per risolvere i problemi e per portare valore all'azienda, ed è questa la differenza. Hai la possibilità di farti notare, ma non solo per te stesso, ma per l'azienda stessa. Ecco. Grazie, grazie Andrea. Grazie a lei. Ultima domanda, la faccio a Federica. Come hai messo in pratica nel tuo lavoro le cose che hai imparato in ITS? Allora, come dicevo prima, io ora lavoro come organizzatrice di eventi e ad essere sincera, come tutti sappiamo, insomma, una materia che insegni di fatto il lavoro dell'organizzatore di eventi non esiste purtroppo. Posso dire però che io grazie ad ITS ho capito veramente quello che fa per me e quello che non fa per me. ITS mi ha insegnato, e penso insegni a chiunque, come stare a contatto con le persone, scambiarsi idee, lavorare in team, anche attraverso i laboratori, le lezioni, i lavori di gruppo che ti dà l'opportunità di svolgere. Di certo posso inoltre dire di aver conosciuto professionisti in questo settore, in quello che è il mio settore, che mi hanno fatto capire i lati positivi e ovviamente i lati anche negativi di questo mestiere. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che ricordo molto bene gli infiniti stimoli che ho ricevuto da queste persone, e ricordo che tornavo ogni giorno a casa con 1000 spunti diversi e che sono sicura che poi mi serviranno, e mi sono serviti, ma mi serviranno soprattutto in futuro per realizzare il mio sogno. Quindi sì, veramente gli stimoli, ecco, quelli sono fondamentali secondo me. Appunto che solo persone del settore riescono a darti. Certo, assolutamente sì. Nel frattempo, mentre voi parlavate, noi abbiamo chiuso il sondaggio e per quanto riguarda la cosa che colpisce di più i nostri ascoltatori è proprio il rapporto aula-stage, quindi il fatto che, come vedete, il rapporto aula-stage sia così elevato. Noi abbiamo praticamente, come vi dicevo, un 60-40% in questo senso. Alla seconda domanda, quindi come siete venuti a conoscenza del percorso ITS Turismo, l'orientamento sembra essere, eccolo qua, il canale più battuto, quindi in questo senso darei anche una indicazione e farei anche una richiesta a chi ci ascolta: parlatene a scuola, parlatene con i professori, parlatene con i vostri compagni, perché il mondo ITS è un mondo, come vedete, interessantissimo per la formazione dopo il diploma, ma che ancora pochi conoscono nel suo valore complessivo. Ecco, mi dice la regia che alle domande stanno rispondendo direttamente ad personam, però volevo soddisfare una delle domande più fatte in questi Open Day, che è in selezione. Allora, per poter accedere ai nostri corsi basta preiscriversi. La preiscrizione si fa online. Sul nostro sito trovate un form molto semplice in cui lasciate i vostri dati e noi vi contattiamo non solo per informarvi delle novità rispetto ai corsi, alle sedi e ai contenuti, ma anche per dirvi quando ci sarà il test di ammissione. Il test di ammissione è sviluppato in due parti: una parte scritta, quindi un test a risposta multipla, a crocette per capirci, e un colloquio motivazionale. Ecco, ci tengo perché con il colloquio motivazionale riassumo tutto quello che vi hanno raccontato il dottor Capraro, ma anche Federica e Andrea. Il colloquio lo abbiamo chiamato volutamente motivazionale. L'idea è quella di capire non quello che sapete, perché Andrea ve l'ha detto: non vi preoccupate se arrivate da una scuola, da un liceo per esempio. Noi abbiamo sempre più liceali che si iscrivono ai nostri percorsi. Il problema non è quello che sapete, è quello che volete imparare. I nostri docenti sono preparatissimi, sono bravissimi. Quindi, data una cultura generale di base che voi avete perché avete fatto una scuola superiore,
tutte le competenze tecniche ve le trasferiamo noi. Ecco, il colloquio motivazionale ci aiuta a capire se voi siete giusti per entrare in quella rosa dei 20-25 di quella classe. Ecco, io mi sento di darvi questo come spunto e come input e lascio adesso velocissimamente la parola a Federico se vuole chiudere con un saluto e poi a Federica e ad Andrea per un saluto velocissimo prima di chiudere personalmente questo Open Day. Beh, da parte mia è un richiamo ancora a questi tempi che sono i tempi giusti, sono nei tempi del cambiamento e nel tempo anche delle incertezze, perché ci sono delle incertezze per le nostre imprese, anche nel nostro settore, che c'è bisogno di chi porta una visione nuova, di chi non ha pregiudizi e preconcetti, di chi vede il mondo che noi siamo abituati a vedere da un punto di vista completamente diverso. Ecco, questo è il punto di vista di coloro che, avendo frequentato questo percorso, come ho detto prima, possono dare una grande mano alle nostre imprese. Ecco perché c'è questa disponibilità. È una disponibilità basata, come dicevo, su uno scambio alla pari. Credetemi che questa cosa, per chi come me conosce vari contesti, non la si vede dappertutto. Quindi vuol dire che si parte da una buona base perché la selezione evidentemente è necessaria, però da questa buona base c'è la costruzione di competenze su attitudini che questi ragazzi, se si iscrivono e continuano il percorso, vuol dire che hanno e che poi mettono a disposizione. Per cui con grande piacere io invito a continuare su questa strada e a maggior ragione in questo periodo a spingere ancora di più. Grazie a voi davvero. Allora io adesso do la parola ai ragazzi. Intanto rispondo a una domanda che è arrivata poco fa rispetto alle borse di studio. Le borse di studio ci sono e vanno ai ragazzi dei secondi anni per merito, però esistono anche dei benefit che la Regione Veneto può dare, nel senso che finora sono stati erogati per l'alloggio in alcuni casi, in alcuni dei nostri corsi. Però siccome noi dipendiamo da un bando regionale, questa cosa la sapremo una volta che il bando sarà uscito. Però ci sono possibilità anche di avere borse di studio per l'alloggio. Allora do la parola a Federica perché nel frattempo è arrivata una domanda per te. Se era possibile contattarti in qualche modo per avere maggiori informazioni. Allora io direi che potete scrivere una mail alla fondazione, mail fondazione@itsturismo.it e noi giriamo tutte le vostre richieste a Federica che poi vi risponde personalmente. Facciamo così, Federica? Certo, lo volevo sottolineare proprio nei saluti, che appunto per qualsiasi informazione, qualsiasi domanda, anche è personale, ovviamente, potete contattarmi anche, penso si possa fare insomma tramite social, io sono col mio nome e il mio cognome, quindi mi trovate sicuramente facilmente e sarò felice insomma, di riportarvi la mia esperienza perché so come ci si sente in queste situazioni in cui non si sa bene cosa fare, non si sa quale scelta prendere e anch'io anni fa, insomma, quando ho deciso di intraprendere questo percorso, avrei voluto contattare qualcuno per maggiori informazioni, sentire le esperienze, quindi insomma nessun problema, anzi molto, molto volentieri. Grazie e grazie della tua partecipazione. Prima di dare la parola ad Andrea, rispondo all'ultimissima domanda che è arrivata, se per l'Erasmus si può andare in tutti i paesi o se ci sono paesi prestabiliti. Noi ogni anno partecipiamo ad un bando Erasmus e i paesi vengono prestabiliti, ma sono molti paesi all'interno della comunità europea. Quest'anno avevamo Malta, la Germania, la Spagna, quindi in realtà si spazia parecchio. E adesso lascio la parola a te, Andrea, per un saluto di chiusura e anche tu ti rendi disponibile veramente come Federica. Assolutamente. Sì, non mangio nessuno, avverto. Sono alto e corpulento, ma non mangio nessuno. No, io voglio solo dire un'ultima cosa, ci tengo a dirla. Datevi questa possibilità, ecco, non ne rimarrete delusi assolutamente. E siate curiosi.
siate curiosi. Ho capito che con questo corso la curiosità è proprio la fonte del sapere, perché gli stimoli arrivano, ma vanno coltivati, bisogna insomma essere curiosi e darci dentro, anche perché è un settore in continua evoluzione, quindi appena studi una cosa ne viene fuori una nuova, bisogna sempre essere al passo con i tempi. Niente, tutto qua e niente, vi auguro di fare la scelta giusta. Grazie, grazie Andrea anche a te. Saluto Silvia Oliva e Fondazione Nord-Est che ci hanno ospitato. Saluto voi, vi ringrazio per la partecipazione e se vorrete c'è un altro appuntamento giovedì prossimo, sempre alle 16:30, sempre su questo link. Arrivederci a tutti e buona serata.